Allora, ragazzi, fate bene attenzione a questa pubblicità, cioè seguitela in ogni suo dettaglio, cioè proprio state lì attenti perché... Oh, state attenti, eh. Guardate, Oh ragazzi, stasera c'è la finale del reality. Tanto vince Martin. Figurati, vince Diego. Ancora non avete capito che è già tutto deciso? Che sgranocchiamo mentre la guardiamo? Facciamo quindi una per te qualcosa? Oh ragazzi, venite che comincia. Ma tu che hai portato? Io ho portato questi biscotti, non so se bastano. Dai, calma ragazzi, abbiamo i tronchi. Hai ragione, questi sono tuoi. Tutta la bontà di un morbido ripieno in un wafer croccante. Tronchi, fuori croccantissimo, dentro morbidissimo. allora, praticamente, che cosa è successo? Lo ripeto io perché già so che praticamente si sono organizzati, stavano a casa di questo, hanno detto, "Oh, ma stasera fanno reality, che ma fa? Scialamma, vedete? E che detto, vedete voi che volete fare? E per mangiare che ci mangiamo? E che detto, poi ognuno di noi porta una cosa, che sa, sinteticamente. Poi c'è la scena del supermercato, scusate si fa, mi prore. Poi c'è la scena del supermercato in cui si vede di sfuggita loro tre che vanno a prendere i tronchi. Ognuno prende un tronco. Chi prende un tronco a nocciolo, chi prende un tronco bianco che mi ricorda che gusto e chi prende un paracocco e chi prende e chi prende un tronco nero quello là. Quindi stavano tutte e tre, tutte e tre, tutte e tre. Vai, vai. Ehi, Amaron. Ok. E stanno tutte e tre che noi poi che cosa fanno? Vanno a casa di quello e dicono, "Ah, ma allora sta a posto, la serata è cominciata. E poi fa, allora io che mi portate per mangiare? E fa chi lo stesso chi che sta a casa, fa, guarda, ti tengo questi biscotti, probabilmente li ha trovati nello stipo, e te gli tengo stipati questi biscotti, ero pensato che potremmo mangiare, sai. E allora fanno chi le... Fa la vogliono che sta a fianco, fa no, questi sono i miei, dammene a me, e bisticciano, no, si bisticciano pure. E... Capì? Quando poi l'altra ragazza dice sì, litigate voi, tanto noi abbiamo i tronchi. Allora quindi prende quello che sta di casa sua, rifila i biscotti brutti e malandati alla ragazza alla sua sinistra, destra, alla nostra sinistra. Vabbè, è un po' come Renzi, sta alla sua sinistra ma è alla nostra destra, praticamente. E comunque, dai i biscotti, diciamo, rifili i biscotti e si mangia tronchi. E la maglione rimane con la festa. Cioè, praticamente, dici, ma che sono questi biscotti? La Maronna, tu stai pure tu a te perché sei andata tu, anche tu, a comprare i tronchi. Non è che tu dici, ma però io immaginavo non ci stesse niente, quindi mi sarei accontentato di questo. No, stavi anche tu! Cioè, è come se io dico, ma io, allora che mi fai? Mi fa due pizze, mi fa due pizze, mi fai pizze per tutto quanto. Poi a me casa chi? Allora, che cosa abbiamo portato? No, io tengono pochi i passi fortuna, e chi le fa? Ah, noi abbiamo la pizza, allora ti mangiati le tue pasta con tu. Ma cosa sei? Cioè, no, questa pubblicità veramente... Ah, lo tronco, tu chiavassi in capo, lo tronco. Ah, non me ne va, me ne va, me ne va.